possiamo dimenticare la mancata istituzione della zona rossa di Bergamo per favorire gli interessi di Confindustria, perché questo è, ma quegli interessi si sono trasformati in bare, si sono trasformati in camion pieni di bare. Non possiamo dimenticare più di 20 milioni raccolti dalla volontà della gente, dalla disponibilità, e poi buttati al vento per un ospedale che non è servito assolutamente a nulla, mentre non c'erano i soldi per i tamponi, non c'erano i soldi per i test, non c'erano i soldi per l'assistenza domiciliare. Non possiamo dimenticare nemmeno le centinaia, io direi migliaia di persone che ancora oggi intere famiglie sono chiuse a casa a aspettare test e tamponi per settimane, per mesi che non arrivano, perché vogliono che vadano a farseli negli ambulatori privati per far guadagnare in privato a pagamento. Non è sanità pubblica questa, non è degna di chi ha detto che deve gestire la miglior sanità italiana. E non voglio neanche dimenticare, perché non ne ha parlato nessuno, le tante persone con altre patologie no Covid che si sono viste cancellare le visite oncologiche, le visite per altre patologie che hanno sofferto, e ancora adesso non riaprono gli ambulatori, o se riaprono pochissimo. Tutto questo non è scontato, non doveva accadere. Noi siamo e abbiamo degli obiettivi oltre che protestare. Noi vogliamo un servizio sanitario universale, gratuito, pubblico, pagato dalle tasse e della fiscalità generale. Vogliamo il privato fuori dalla sanità. Vogliamo gli investimenti sulla prevenzione. E soprattutto non siamo più disposti ad accettare, ad ascoltare l'arroganza di chi dopo tutto quello che è avvenuto non sente neanche la necessità di chiedere scusa, ma dico: rifarai tutto. No, grazie, non lo rifarai, andatevene, e tu governo abbi il coraggio di commissariarli, non diventare corresponsabile di questa tragedia. Grazie.